Buonasera e ben ritrovati col consueto appuntamento del martedì con lo spazio Professioni. Se il Parlamento non rimetterà mano al disegno di legge sulla concorrenza, aumenteranno i costi e si ridurranno le garanzie per i cittadini. Durissima la posizione del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella davanti alle commissioni riunite Finanza e Attività Produttive della Camera in occasione dell'audizione sul DDL sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza. Dietro la finalità della salvaguardia del cittadino sbandierato dal legislatore si nasconde in verità l'ennesimo regalo alle multinazionali e ai grandi conglomerati finanziari che puntano a cannibalizzare il mercato dei servizi professionali, ha ribadito appunto Stella. I professionisti vengono trascinati in una lotta impari con le corporazioni di imprese e ancora peggio in un conflitto inutile e demagogico tra le categorie professionali. Il risultato è l'abbassamento delle tutele e delle garanzie di qualità e sicurezza delle prestazioni a favore dei cittadini, senza peraltro una concreta riduzione dei costi dei servizi. Procedure, adempimenti e carico fiscale zavorano la ripresa. Anche il Censis mette nero su bianco quanto denunciato negli ultimi anni da Confprofessioni in Parlamento e sui mass media sulla burocrazia. Nel corso di un incontro che si è tenuto il 17 giugno a Roma, nell'ambito di un ciclo di convegni dedicato al tema Rivedere i fondamenti della società italiana, il presidente del Censis Giuseppe De Rita ha illustrato l'indagine sui mali della burocrazia italiana e sui fattori che soffocano lo sviluppo dell'iniziativa privata in Italia. Il contesto internazionale è oggi favorevole alla ripresa economica, ma la chimica interna del sistema rischia di frenare la crescita, sottolinea la ricerca del Censis. Nella graduatoria mondiale della World Bank l'Italia si colloca al 56esimo posto su 165 paesi per facilità di fare impresa. I tempi per l'autorizzazione in Italia sono sensibilmente più lunghi rispetto a quelli di tutti gli altri principali paesi dell'Unione Europea e a questo si aggiunge la pressione fiscale e i derivati obblighi amministrativi. Il carico fiscale complessivo per le imprese in Italia è del 65%, praticamente il doppio del 33% del Regno Unito e molto al di sopra degli altri paesi europei. Giudizio sostanzialmente positivo, anche se permangono alcune rigidità nella disciplina degli ammortizzatori sociali e nell'ambito del nuovo fondo di integrazione salariale non è escluso il rischio di un aumento del costo del lavoro. Così il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella ha commentato il via libera definitivo agli ultimi decreti attuativi del Jobs Act adottati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno. I recenti provvedimenti del governo hanno accolto una buona parte delle osservazioni proposte da Confprofessioni in sede di audizione presso le commissioni lavoro di Camera e Senato, sottolinea sempre Stella, e in linea generale favoriscono una razionalizzazione della materia, soprattutto sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e sulla revisione della normativa in tema di mansioni, così come sulle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro. Con la sentenza 2944 del Consiglio di Stato si impone alle regioni di non interferire con le attività professionali riservate agli iscritti degli albi. Depositate il 15 giugno 2015, la sentenza è stata resa a seguito del riscorso congiunto di agrotecnici e medici veterinari. La vicenda nasce nel 2007, quando la regione dell'Emilia-Romagna aveva emanato una delibera che obbligava i professionisti iscritti o no all'albo a presentare ulteriori documentazioni per dimostrare di possedere i requisiti. Nell'esaminare la controversia, il Consiglio di Stato ha sentenziato: si configura quindi discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l'imposizione anche al professionista abilitato del biennio di esperienza professionale unitamente ad un ulteriore percorso formativo al pari di chi non versa in situazione differenziata perché in possesso del solo titolo di studio per svolgere l'attività di consulenza. Va osservato che proprio l'istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni che per l'espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L'introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene quindi a sovrapporsi e sostituirsi con scelta a livello di provvedimento amministrativo al valore abilitante dell'iscrizione. Il giudizio dei commercialisti italiani sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza esprime forti perplessità fondate su questioni di capitale importanza. È quindi sostanzialmente critico il giudizio espresso dalla categoria in occasione di un'audizione parlamentare presso le commissioni riunite Finanza e Attività Produttive della Camera tenutasi il 19 giugno. La prima perplessità che ravvisiamo, ha affermato il presidente nazionale della categoria Gerardo Longobardi, è relativa alle disposizioni che trasferiscono competenze proprie di alcune professioni regolamentate a soggetti che non sono abilitati all'esercizio della professione, che non vantano competenze specifiche nelle materie oggetto dell'intervento normativo e che soprattutto non forniscono all'utenza concrete garanzie circa l'affidabilità della prestazione resa.
Il riferimento è alle possibili modifiche normative riguardanti le semplificazioni per le cessioni di immobili di valore catastale non superiore ai 100.000 euro e al trasferimento di quote di SRL. E secondo i dati forniti dalla Confartigianato sono le piccole e medie imprese che confermano il loro ruolo trainante nell'export del Made in Italy. Le piccole e medie imprese si confermano la spina dorsale dell'economia italiana, spingendo sull'export e quindi sulla diffusione del Made in Italy. Secondo l'ultimo rapporto della Confartigianato, anche nel 2015 le piccole imprese sono in pole position nella corsa del Made in Italy sui mercati internazionali. Nel primo trimestre di quest'anno dal nostro paese sono volati nel mondo prodotti per un valore di 25,8 miliardi di euro, con un aumento del 4,1%. A tenere alta la bandiera Made in Italy nel mondo sono soprattutto i prodotti alimentari. Al vertice della classifica regionale si colloca il Veneto con una crescita del 7%. A livello provinciale la migliore performance per le vendite all'estero proveniente dalle piccole imprese è quella di Napoli, che ha visto crescere le esportazioni del 14,1%. All'opposto ha registrato un vero e proprio crollo l'export delle nostre piccole imprese verso la Russia, diminuito del 34,6%. E tra i temi in discussione al Consiglio dei Ministri potrebbe esserci anche l'approvazione della riforma del catasto con importanti novità. Niente più case popolari e di lusso. Le categorie immobiliari cambieranno e saranno drasticamente semplificate. Il valore non sarà più legato ai vani, ma ai metri quadrati e dovrà tener conto sia dei servizi sul territorio, sia della qualità del singolo immobile, affaccio compreso. Sono alcune delle novità previste dal decreto delegato che attuerà la riforma del catasto e che potrebbe approdare al CDM. La prima rivoluzione è la previsione non solo di valori di reddito, ma anche del valore patrimoniale dell'immobile. Per quest'ultimo si terrà conto dei valori medi del mercato nel triennio 2012-2014. Tutti gli immobili saranno poi divisi a seconda delle destinazioni d'uso, in due grandi gruppi, unità ordinarie e unità speciali. Le ordinarie saranno divise in 8 categorie, differenti rispetto alle 26 attuali, così come il territorio sarà diviso in ambiti territoriali. Il valore di una singola unità immobiliare sarà dato dal valore unitario della propria categoria in una singola zona OMI. E per questa settimana è tutto, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al prossimo martedì. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.